È stato presentato questa mattina in anteprima a Roma alla Camera dei Deputati il nuovo libro sull'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, detenuto per concorso esterno all'associazione mafiosa. Il volume dal titolo Cuffaro, tutta un'altra storia, in uscita domani nelle librerie, è scritto da Simone Nastasi e ripercorre la vicenda giudiziaria di Totò Cuffaro, parla della verità sul processo del presidente dei siciliani e pone l'interrogativo, anche in questo caso, se la verità giudiziaria e quella storica possono coincidere. Cuffaro tornerà al cittadino libero il prossimo 16 dicembre. Oggi alla presentazione del libro alla Camera erano presenti il giornalista Antonio Iovine, l'autore stesso, l'avvocato Marcello Montalbano, presente anche l'editore Bonfirraro. Per la famiglia il fratello Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali, accompagnato da Santino Farrugia, consigliere comunale e capogruppo della maggioranza al comune di Raffadali, e dall'ex assessore Salvatore Galvano. Successivamente l'opera verrà presentata anche a Raffadali, paese natale di Totò Cuffaro, e a Palermo. A commentare in anteprima le anticipazioni contenute nel libro è Nello Musumeci, componente della Commissione regionale antimafia. Pur mantenendo sempre una certa distanza istituzionale, il politico catanese e storico esponente della destra, che di Cuffaro fu avversario candidato alla presidenza di Palazzo d'Orlea nel 2006, fa le sue considerazioni. In quella competizione non potevo sostenere Cuffaro, sottolinea Musumeci, era indagato per fatti di mafia e il presidente di una regione come la Sicilia non può permetterselo. Ne parlai personalmente con lo stesso in più occasioni, senza nascondermi dietro un dito. Gli ricordai l'esempio di Ciccio Musotto, da indagato decide di saltare un giro e dimettersi. Quel gesto fu molto importante anche per la sua assoluzione. Penso che Cuffaro abbia sbagliato a riproporsi nel 2006, chissà, forse oggi la pensa così anche lui, osserva ancora Musumeci. E sulla condizione vissuta da Cuffaro come carcerato, l'ex parlamentare europeo ammette: tutti dovrebbero riconoscergli grandissima dignità e spirito di cristiana accettazione della pena comune a pochissimi. In questi anni Cuffaro ha dimostrato di accettare il peso della sentenza ed è riuscito a rigenerarsi in questa sua difficilissima esperienza. Dargliene atto è un gesto che dovrebbero compiere tutti, anche i giudici che lo hanno condannato. Salvatore Cuffaro ha già scritto da Re Bibbia 2 libri, il primo Il candore delle cornacchie e successivamente Le carezze della nenia.